Ciao ragazzi. Facciamo aspettare un po' di tempo. Ho cominciato questa diretta molto prima, rispetto, un quarto d'ora prima rispetto all'orario. Ciao a tutti. Sì, ho cominciato un quarto d'ora prima proprio per verificare la connessione e tutte le altre. Mm, Possono capitare molte cose durante una diretta, quindi mi anticipo sempre. Eh, Oggi chi incontreremo? Incontreremo un giornalista, direttore editoriale di una rivista. La rivista si chiama Valley Life. La farò vedere meglio anche con lui. Questo per esempio è un numero di Valley Life, questo è un altro numero. Si tratta, il territorio è appunto Siena, Valdorcia, Amiata. Mi potete confermare se si sente, se qualcuno me lo può scrivere per favore? E sì, a differenza di tante altre persone che non ho incontrato nella vita, io Giori l'ho incontrato, perché come sapete io sono stata ad Abbadia San Salvatore, sono stata a Chiusi e ad Abbadia ho avuto modo di incontrarlo, ma è stato un incontro veramente veloce, velocissimo. L'ho incontrato una mattina alla biblioteca di Abbadia e lui mi ha parlato, ma veramente brevissimamente, della rivista e della sua attività. Quindi mi sono sentita di invitarlo per parlare anche del territorio. In questo se riesco ehm, ad invitarlo, eccolo. Ciao Giori, mi sono anticipata molto prima per valutare se riesco ad invitarti. Allora, io nel mentre che Giori si collega, eccolo qui, mi senti? Sì, buonasera, ciao, ciao, Buonasera, come va? buonasera. Bene, grazie. Tutto, Tutto a tut- posto. Fa solo caldo, fa molto caldo. Sì, è una sensazione piacevole. Abito in montagna, quindi Ah, ogni tanto ci sta bene. no, per me no, non sopporto il caldo, poi sai, la pressione. In ogni caso, prima di cominciare, vabbè che ci sei tu, ne approfitto. Volevo leggere una poesia che ho letto ultimamente da un libro di poesie Einaudi, Dimora naturale, di Andrea Baiani, che non lo so per quale motivo mi ha colpita perché c'era la tomba degli Etruschi. Siccome parliamo di terre anche etrusche, perché Chiusi è una terra etrusca, la volevo un attimo leggere a introduzione, però poco c'entra, insomma, con quello che dobbiamo parlare, anche se la poesia c'entra comunque e sempre. Allora, difficile dire se il movente sia il rifugio oppure la competizione. Certo è sorprendente ingegneria, il nido incastonato nella tomba degli Etruschi. Fanno capolino due rondini neonate, i becchi spalancati davanti agli antenati che volano silenti negli affreschi. Mm, Non lo so poeticamente a quali tipo di rondini fa riferimento il poeta. Boh, posso immaginare che esista sempre una triade, una magica triade che ispira la varia letteratura. In ogni caso, allora, Giori, vogliamo cominciare? Io ho fatto più o meno vedere le riviste che ho io, che è questa la numero 162, poi la numero 161, la 160 e la 158. Questo mi fa capire che avete fatto tutti questi numeri. Allora, Valle Life è un'idea che nasceva quasi 20 anni fa in Val Tiberina, una rivista che raccontava il territorio di quella zona lì al confine fra l'Umbria e la Toscana e diciamo che dopo un po' con chi l'ha ideata, ovvero Simone Bandini, che è colui che detiene il marchio, abbiamo pensato di esportare quell'idea in un'altra zona che combacia con la Val d'Orcia, quindi il territorio della Val d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Castione d'Orcia, Radicofani, Pienza, Monticchiello, fino a Montepulciano, fino a Chianciano Terme,
oltre al Montamiata, Montamiata sia nel versante senese sia nel versante grossetano, e la città di Siena con tutto l'Interland. Insomma. È stata una scommessa che inizialmente il commercialista mi dava per matto, perché comunque si tratta di un free press ideato, costruito, pensato sulla falsariga del Time Out, che è uno dei principali free press che esce a Londra. E abbiamo pensato di esportare quell'idea in un territorio, diciamo, di campagna, in un territorio montano, un territorio che poco ha a che vedere ovviamente con Londra, con una città, insomma, che ha tutti i suoi, eh, le sue strade, la sua cultura, diciamo, che è molto diversa dalla nostra. E niente, abbiamo provato a esportare quell'idea, e per ora, insomma, dopo 2 anni fa, quasi 3 anni fa, abbiamo in tutto pubblicato credo, una ventina di numeri qua. 164, e l'attuale 164, perché comunque la numerazione partiva da 20 anni fa. In realtà Valley Life Siena Val d'Orciamiata, quello di cui stai parlando, esiste sarebbe il 20-25esimo numero questo qui. Insomma, prima era chiaramente nell'epoca pre-Covid, che credo che farà da spartiacque all'intera umanità, come è stato per, non so, la caduta del muro per le Torri Gemelle. Nell'era pre-Covid era un giornale mensile, perché usciamo molto bene mensilmente, e dopodiché siamo riusciti l'anno scorso, nonostante tante difficoltà, a uscire con 4 numeri. Quest'anno stiamo praticamente, la tipografia sta in questo momento stampando il secondo numero dell'anno del 2021. Ecco, quindi ecco, non so se Sì, ho... io quando ti ho introdotto non ho detto ancora tu di cosa ti occupi e chi sei, perché comunque ne volevo parlare insieme. Ecco, tu non solo sei direttore editoriale di questa bellissima rivista che tra l'altro Ti stampa ringrazio. 6.000 copie ogni 5.000. volta. Ah, 5.000. 5.000, si è ridotto il numero. Però tu hai anche un'attività di giornalista, hai scritto e scrivi per La Nazione di Siena, per il Corriere No. Fiorentino. Non hai Ah, sì, scritto sì, scusa, sì. Sì, sì, sì. per No, La Nazione? ho iniziato la Nazione di Siena Eh, qualche anno fa, insomma. Poi sì, adesso sì, comunque da perché 5 anni... Sì, scusami, prego. e quindi sì, poi nei tuoi editoriali, ecco, la rivista quando si apre ha un editoriale, si può leggere anche in internet. Io anche avevo già cominciato a raccontare che noi ci siamo incontrati, sebbene per 10 minuti, ma ci siamo incontrati. E quando ci siamo incontrati, appunto, tu eri impegnato come anche io ero impegnata, però hai avuto modo di darmi questa rivista di cui io mi sono subito appassionata. Veramente gli articoli hanno una sorpresa, cioè mi riescono a sorprendere. Di solito io devi credermi, io adesso leggo i giornali senza sorpresa, con una sorta di amarezza slash disgusto. Poi sono periodi, potrebbe darsi che tra poco mi viene di nuovo la voglia di leggere il giornale, però ecco, il vostro giornale è un giornale che non mi fa venire il disgusto, a parte perché parla di questo territorio che è un territorio incandescente. E questa è una cosa che ho detto io da turista e da chi l'ha vissuto, ma comunque a Badia San Salvatore, per dire che sulla Miata ha qualcosa di alchemico. È un posto veramente alchemico, è un posto incandescente, sì, perché come tu mi puoi insegnare, ci sono diversi luoghi, stabilimenti termali, quindi si avverte la forza del territorio, si avverte la forza della terra. Se intendiamo come incandescenza del territorio, proprio questo. Sì, e poi quello che mi ha sorpreso di queste terre è anche il grado di intimità. Sì, ci sono le case, ma ci sono anche i territori. E il territorio che tu racconti con tutta questa passione è comunque un territorio intimo. O perché, per esempio, a Badia San Salvatore io l'ho vissuto a Natale, era in montagna, ma anche chiusi. Il borgo dà intimità, dà questa sensazione di anima. La stessa Siena, io poi ho visitato anche Siena, quindi nel tempo sono cambiata, da dicembre adesso è maturato il mio modo di vedere il luogo, quindi mi sono fatta un'idea anche di Siena, sebbene sono andata solo una volta. E per questo adesso rivederti e riparlare con te di queste cose,
giova, credo, non solo a me, ma anche a chi ci sta seguendo. Quindi, se vuoi, puoi introdurre un attimo la tua attività proprio di giornalista per parlare anche di come è organizzato il giornalismo lì, se Ma ti la va. mia, ma volentieri, la mia particolare, allora c'è qualcuno diceva meglio scrivere che lavorare, meglio fare il giornalista che lavorare. E, sì, diciamo che è una frase che si scrive, il giornalismo è attinente ovviamente all'attualità, a ciò che ti accade intorno, che accade ogni giorno, al presente. Quindi diciamo, bisogna avere le antenne alzate e stare attenti a quello che accade intorno a te. E chiaramente fare il giornalista qui non è come farlo a Milano o a New York, insomma, devi fare conti con un territorio che è vocato più che diciamo, al giornalismo, ovviamente, però insomma, cioè, vanno il settore turistico, il settore agricolo, insomma, quindi come dicevo prima è stata una scommessa. Per quanto riguarda il lavoro, e così come avevi accennato un attimo te, io scrivo anche sul Corriere Fiorentino, mi occupo di, insomma, scrivo di varie, non di una cosa in particolare, ecco, non di un argomento in particolare, però chiaramente bisogna avere gli occhi aperti su quello che ti accade intorno, ecco, bisogna amare è un lavoro che va amato ovviamente perché inizialmente sono tante le rinunce, sono tante, è una scommessa, proprio il giornalismo tout court, tout court. Anche Però se tu non fai prettamente cronaca, cioè tu non è che, no, cioè, mi perché occupo anche ho di un amico che si occupa prettamente di no, cronaca, no, quindi certo. lui sta sempre pronto e va nei vari posti dove appunto c'è la notizia, però nel tuo caso è diverso, non fai proprio giornalismo di cronaca. No, mi occupo anche di cronaca in realtà, Ah, però comunque sì, ora fortunatamente diciamo, non siamo appunto come dicevo prima a New York dove succede un omicidio ogni 4 ore, quindi la cronaca qui non è così, non è un argomento insomma all'ordine, insomma la cronaca almeno che degna di nota non accade tutti i giorni fortunatamente, quindi sì, mi occupo un po' di tutto. E sì, diciamo, ho cercato di fare necessità di necessità virtù, insomma, appunto, vivendo qua ho dovuto fare conti con questo territorio che è un territorio che amo, insomma, particolarmente. come si fa a non amarlo? Però del Sì, non lo resto tu so, ecco. hai cominciato anche dalla musica, cioè tu Io sei un critico musicale, perché ho visto dei tuoi video e è così. Ma sì, io non mi sono mai ritenuto critico musicale, però il fatto sta che per 5 anni ho scritto sul Mucchio Selvaggio, che insomma è una delle principali, è stata una delle principali riviste italiane di rock, e non solo, ecco, quindi lì ho scritto tantissime recensioni, insomma, per quell'esperienza che poi purtroppo è finita nel 2000, insomma qualche anno fa, insomma, è conclusa e sul Corriere Fiorentino per esempio mi occupo spesso di musica, ma neanche altrove, ecco sì, chiaramente la musica è qualcosa, proprio ieri ho intervistato il direttore del Morellino di Scanzano Classica, che è un evento che si tiene qua in Maremma, e parlava appunto, lui è un amante della musica e ha frequentato il conservatorio, però ama anche il rock, insomma, quindi la musica è qualcosa che permea l'esistenza e che migliora sicuramente l'esistenza. Però sì, diciamo che mi sono occupato anche di questo e nasco in realtà a livello giornalistico, tra virgolette, come critico musicale, diciamo così. Bene, bene. Sì, anche, ecco, siccome tu hai scritto come critico musicale, per chi proprio non ha proprio idea di come funzioni questa rivista, ci puoi più o meno dare delle informazioni sia come funziona la redazione e sia cioè che cosa si può trovare nella rivista? Perché nella rivista Allora, si trovano anche delle pubblicità, o non solo sì. cultura e No. pubblicità. Quindi per chi non ha tra le mani la rivista, ci vuoi spiegare come funziona il processo redazionale e anche proprio come è articolata? Sì, volentieri. Allora, è una rivista patinata di 96 pagine,
Come dicevo prima, un free press significa che è una rivista gratuita che noi distribuiamo nei bar, ristoranti e strutture ricettive di ogni ordine e grado, ordini professionali, quindi medici, avvocati, studi dentistici, ma anche residenti in lingua anglofona. A tutte queste categorie la rivista arriva ogni volta che esce gratuitamente, insomma, una rivista che è totalmente gratuita e che, come dicevo prima, cerca di fare di 3 territori che sono Lamiata, la Val d'Orcia e Siena un unico territorio per chi già ci vive, ma anche per chi magari ci capita così occasionalmente come turista o magari c'è la casa delle vacanze. E quello che facciamo è cerchiamo di dare la stessa dignità a che ne so, un ristorante che si trova qui sulla Miata, che è un posto ovviamente un po' chiaramente che non può competere con Siena a livello di turismo o anche con la Val d'Orcia, anche se comunque ultimamente sta andando molto bene il turismo, insomma, qui Sì, in però questo posto. spieghiamo per chi ci segue e che non conosce le zone. Allora, Siena, spiega un po' la Val Certo, d'Orcia, che cosa si intende a livello di comuni, perché proprio dobbiamo tenere conto anche delle geografie. Ci stanno seguendo assolutamente persone sì. che Allora, non... ci mancherebbe altro. Allora, la Val d'Orcia è un territorio UNESCO, insomma, che fa parte tutelato dall'UNESCO da qualche anno e si trova nel sud, nella parte meridionale della Toscana, quindi in provincia di Siena, e Lamiata è a sud della Val d'Orcia, quindi Montamiata a sud della Val d'Orcia divide in due la Val d'Orcia dalla Marema, si trova esattamente a metà. E Siena, in realtà, se uno guarda la cartina si trova al centro della Toscana, però dal centro guarda soprattutto al sud come estensione del territoriale, ecco. E questa è la zona in cui esce la rivista. Come dicevo prima, la rivista cerca di, appunto, di valorizzare le imprese, di valorizzare le persone, di valorizzare ciò che viene fatto in questo Ma anche territorio. di, sì, di dare uno sguardo totale, cioè ci si sente più vicini tra paese e paese, perché ricordo per esempio io sono stata a Chiusi e Sì, tra Chiusi e gli altri paesi senza macchina sei niente, perché per quanto possano sì. esserci pullman, certo sono zone dalla bellezza ineguagliabile, però senza la macchina veramente riesce difficile. Per esempio io volevo andare anche nei paesini limitrofi, ma non ho avuto il tempo e non ho avuto il modo perché poi una mia amica mi ha portato a Castiglione del Lago per il mio compleanno. Sì, quindi tenere insieme tutte queste realtà è veramente un'opera, secondo me, boh, degna di rilievo. Sì, a me piace Vai, molto. ti ringrazio, io cioè non ho contezza di quanto sia percepita, però chiaramente sono 96 pagine, vanno curate molto bene. Ecco, la domanda che non ho mai fatto, che forse è come fa a sostenersi essendo un free press, essendo un giornale gratuito? Ovviamente con le pubblicità. I free press di solito si Sì, mantengono questo. io non l'ho E- domandato perché penso che era sottointeso. Ovviamente gli sponsor sono ah, le ok, no, persone perché stesse che molti hanno me lo necessità di demandano. pubblicizzarsi. No, questo sai perché non te l'ho chiesto? Perché in passato ho già visto delle riviste che Certo. si autofinanziavano con le pubblicità delle persone, è logico, non è la prima rivista che vedo che funziona anche con la pubblicità. Il fatto è che mi piacevano, mi piace la qualità degli articoli di cultura soprattutto, oltre la pubblicità, ma nel mio caso mi piace, ti ripeto, mi piacciono, mi piace la qualità degli articoli. Ora non ho capito se li scegli proprio tu, se il taglio lo dai tu per questi ragazzi, perché alcuni giornalisti li ho conosciuti, non sono ancora proprio del tutto giornalisti. Sono ragazzi che scrivono articoli, ma spesso non sono proprio giornalisti, se non mi sbaglio. Allora sì, diciamo che lo dirigo io, quindi insomma il taglio, per così dire, lo do io. Poi per esempio c'è un nuovo collaboratore da Chianciano Terme, ma lui però in effetti sì è giornalista, anche se, se finora si è occupato di televisione, quindi abbiamo anche degli innesti nuovi insomma in redazione. E la rivista funziona così, allora inizialmente in molti ci chiamano, altrimenti magari siamo noi e andare nelle aziende, nelle imprese, nei posti, nei locali che riteniamo diciamo, più giusti per questa rivista. E poi andiamo lì e poi una volta che o ne proponiamo o articoli che vanno dalle 3 alle 6 pagine con fotografie e poi una cosa importante, come dicevo prima, la rivista arriva a tutti i residenti in lingua anglofona, quindi c'è una parte importantissima che riguarda l'inglese. Ogni articolo è tradotto anche in lingua inglese o madrelingua Questo e è, questo infatti. rappresenta forse il fiore all'occhiello della rivista, nel senso che comunque sono traduzioni fatte con tutti i crismi, diciamo così, ecco, quindi Sì, è ma un grande chi si occupa successo della anche tra gli traduzione? stranieri.
La traduzione è Reiki Noe, che prende proprio madrelingua di Oxford. Noi mandiamo le traduzioni su e lui in modo molto scrupoloso ce le rimanda indietro. E, almeno ci dicono, insomma, gli stranieri che sono molto contenti di leggere finalmente una rivista italiana, però scritta in un inglese decente, Soprattutto diciamo così. gratis. Cioè, ripetiamo che la rivista è gratuita, quindi Sì, viene 96 completamente pagine, una regalata. rivista gratuita, stiamo molto attenti poi anche a quanto riguarda la grafica, una volta che appunto concordiamo magari un articolo, andiamo lì, facciamo le fotografie, registriamo l'articolo e e poi viene impaginato, quindi un lavoro molto importante viene fatto nella parte grafica, cerchiamo di proporre una rivista accattivante, insomma, che si sfogli in modo gradevole, ecco, che sia piacevole da sfogliarsi, ecco. E una cosa che Bene, volevo e dire, c'è quindi... stata, ci sono ah, ok. Ci sono delle No, repliche, nel no, senso che continua, cioè. oltre a Siena Valdorciamiata ci sono dei ragazzi che si stanno occupando del Chianti, della Maremma, della Val di Chiana e è tornata anche la Val Tiberina, quindi insomma stanno nascendo anche sempre con il marchio Vale Life, quindi è una realtà che funziona e funziona, sembra funzionare anche in altri territori, ecco, quindi ci sono tante persone che lavorano con le... Ora, questa è la rivista che Per da il 3 anni a Chianti questa che... parte. sì, il Chianti che paesi intendi? Per i paesi del Ma Chianti? tutti i paesi del Chianti, da Firenze stessa, comunque dalla parte sud di Firenze, tutti i paesi limitrofi, e fino alla parte nord di Siena, quindi Castiglianca in Chianti, Gaiolo in Chianti, eccetera. Non li conosco, ma Eh, devono essere zone meravigliose anche quelle. sì, beh, la Toscana, insomma, abbastanza. Lei sono di parte, ovviamente. Io credo che la Toscana sia una delle regioni più belle d'Italia, veramente, perché i territori che ci sono in Toscana credo che siano invidiati da tutto il mondo. Sì, quindi il progetto in sé della rivista non è nato da te. Allora, è nato da me nella misura in cui, allora, quando ho conosciuto l'editore e l'editore, il creatore di Vale Life, io stavo progettando Ma, che è una rivista che è nel cassetto, che è tornata nel cassetto, che MA sta per Maremma Miata, che dalla Miata voleva guardare verso la Maremma. Poi abbiamo trovato un accordo e, diciamo, abbiamo unito le forze insomma, lui mi ha proposto di portare qua il marchio Valley Life, allora diciamo che quel progetto è andato a integrarsi in quest'altro, ecco, diciamo così. M come Maremma. Ci sarebbe qualcuno che no, si gioca con le vocali. Io ho ingoiato la M di Maremma, di mamma, però non so se è una cosa utile. Niente, per quanto riguarda invece l'aspetto anche emotivo di come tu riesci a dirigere questa rivista sul territorio, cioè ci vuoi parlare più o meno di quali sono le tue principali occupazioni? Quindi anche dal punto di vista redazionale, come funziona questa redazione? Quanti ne siete? Allora, c'è ovviamente dunque, la redazione si trova a Arcidosso, Dov'è? che sì, giustamente, nel versante Grossetando del Montamiata, e ci sono dei E tu devi ragazzi che spiegare perché non sono solo io che non sì, mi conosco, io rappresento il chiedo perdono. pubblico. E si trova sì, Quindi io nella... man mano che abbiamo il materiale, io oppure gli altri collaboratori, man mano che abbiamo le foto, man mano che abbiamo, diciamo, gli articoli finiti, le traduzioni le inviamo allo studio grafico che si occupa di impaginarlo. Quindi l'impaginazione poi avviene insieme, nel senso che comunque una volta che il grafico impagina, per esempio, un articolo, me lo manda per la supervisione, e io una volta che lo vedo, guardo se le foto vanno bene, se le didascalie vanno bene, se gli articoli magari ci sono errori o refusi, e succede molto spesso, e poi prima, e questo succede per un articolo, succede per tutti gli articoli, succede anche per le pubblicità, perché ci occupiamo noi anche di creare le pubblicità, e poi prima di andare in stampa, che noi siamo andati in stampa proprio ieri, insomma, la tipografia è di Pisa, e poi invece viene Ah, delegato a Firenze, quindi in realtà c'è proprio tutta la Toscana che in qualche modo lavora a questa rivista, e una volta cioè che soddisfa, le riguardiamo, sono io, e insomma, riguardiamo un po' tutto pagina per pagina, perché gli errori sono veramente all'ordine, succede sempre di trovare errori, refusi, eccetera. Una volta sì. che siamo, insomma,
che rileggiamo attentamente l'ultima stesura, la inviamo in tipografia, in tempo 3 o 4 giorni ce la manda. A quel punto inizia la fase più faticosa, però molto piacevole in realtà, che riguarda la distribuzione del territorio. Quindi, allora, una parte, come dicevo prima, viene inviata per posta, una parte la distribuiamo noi, quindi andiamo a bar, ristoranti e strutture ricettive e consegniamo appunto consegniamo il giornale. Ecco, diciamo che inizialmente veniva vista come qualcosa di sconosciuto, adesso ce lo chiedono, insomma, adesso il territorio, Sì, diciamo viene che chiesta. sì, questa è una soddisfazione. Ecco, poi io ti ringrazio intanto per i complimenti perché dici che gli articoli sono ben Sì, fatti e io questo mi fa molto piacere sì, che si a me vede. personalmente mi hanno colpito subito, per questo ne ho parlato Cerchiamo anche di, nel video che ho fatto. cerchiamo di far uscire, diciamo, il cuore di quello di cui parliamo. Ecco, poi Sì, c'è un'attenzione, poi vabbè, il mio mestiere sarebbe, non so se lo faccio bene o male, però il mio mestiere è scrivere, per cui c'è un'attenzione particolare a ogni parola. Ecco, poi non è detto che poi riesca sempre, alcuni articoli, come tutte le cose, vengono bene, altri, rileggendoli anche, vengono male, però insomma questo fa parte, penso, di ogni lavoro, anche dell'ispirazione che c'è al momento che scrivi. quindi tu ci hai parlato del Chianti. In generale, quali sono secondo te i paesi su cui investire anche con questa rivista? Questa rivista, prima in epoca, come dicevo prima, pre-Covid, avevamo tanti progetti che riguardano anche provare a portarla, esportarla all'estero. Non so se sempre con il marchio Vale Life oppure con altri, sotto altri marchi, però secondo me ovunque ci sia una forte comunità italiana, e nel mondo è pressoché ovunque, insomma, ci sono tanti italiani, a meno che uno non vada, non so, nel Polo Sud, e si può prestare bene, nel senso che E ci comunque sono c'è anche una... lì, li troverai anche lì. Troverà sì, no, oddio, non lo so, magari sì, probabilmente sì, No, al Polo Sud probabilmente ci sì. sono delle zone anche Eh, turistiche dove vanno anche i ricercatori, vanno e quindi sono abitate. Alcuni italiani ci sono. Ho visto un documentario sui poli, sia sul Polo Nord che sul Polo Sud, perché mi interessa, ecco, chiamandomi questa è una cosa napolitano. interessante. Sì, Sì, forse il clima, ecco, mi spaventa un po'. Io amo il caldo, quindi insomma, non so se riuscirei a viverci più di un quarto d'ora. ma adesso sei ad Abbadia. Adesso siamo sì, a Baria, sì. Quanti gradi ci sono? Ma prima erano 26, ora non lo so, saranno un po' meno. Qua ce ne saranno 32, 33, non ti Ecco, dico. allora. No, ma il clima a Ma sud è diverso proprio. A me piace il clima che c'è in Toscana, mi sono abituata tardi, ma lì è un clima vivibile. Qua, mamma mia, non mi trovo bene, voglio ritornare, a dire il vero, veramente voglio ritornare. Quindi stiamo parlando appunto dei territori in cui investire, tu giustamente mi dici l'Europa. Parlando no, d'Europa, quali ci... anche oltre Europa, nel senso che comunque si presta secondo me molto bene a essere Ma esportata, appunto, come dicevo il prima. problema è il numero, le pubblicità o la persona fisica che si occupa di questo nella città europea? Penso che il problema è trovare la persona fisica, Sì, beh, cioè problema tra virgolette, nel senso... redattori, inviati, redattori, Sì, giusto? beh, quello una volta che poi il progetto parte, l'ipotetico progetto parte, poi uno, diciamo, ha modo anche di trovare persone cioè se il progetto è valido, di solito le persone le trovi, ecco. Mm. Però oltre all'Europa Benissimo. pensavamo anche, c'era un'idea, non so, insomma, ci sono varie idee, ora non voglio mettere carne al fuoco perché comunque sono tutte in cantiere, sono ancora, diciamo, idee, quindi... Incandescenti, idee incandescenti. incandescenti, sì, Come finché la non diventa... terra della Miata, questa terra La incandescente. meta è un vulcano, per cui insomma è incandescente. Ah, quindi com'è? È incandescente, non aspetta altro che scoppiare. Speriamo Ehm, di, in- ah? no, speriamo di no, No, non scoppierà. In senso realtà la metaforico. punta della Miata, perché io quando stavo ad Abbadia mi preoccupavo che volevo vedere la punta della Miata. Quindi la punta della Miata si vede dall'autostrada che poi va, che scende giù verso Chianciano, verso la stazione, si vede la punta proprio del vulcano. Da lì sono riuscita a vederla e a fotografarla, altrimenti non riuscivo a vederla perché Abbadia è sulla Beh, punta, quindi
Sì, Tra l'altro Abbadia nel ha delle rettangolo. albe meravigliose, mai viste in altri luoghi, le albe di Abbadia, spettacolari, veramente. Sì, il tramonto Ehm, non si vede, l'alba è molto bella. No, dicevo, ci si può sbagliare perché dall'autostrada è vero che si vede Lamiata, si vede un po' distante, si vede anche il Monte Cetona, molti si sbagliano. Cioè, vicino all'autostrada alla 1 c'è il Monte sì, Cetona. vicino c'è il Monte Cetone e poi c'è questa E più poi sotto e poi con... dietro c'è il Montamiata, certo. Sì. Sì. Bene, vogliamo un attimo spostarci perché altrimenti verremo sempre tacciati del fatto che è una rivista provinciale. Non è così. La rivista parla anche di Siena. Vogliamo un attimo parlare di Siena? Secondo te è una delle città più belle d'Italia? Parlaci un po' tu che l'hai vissuta meglio, dei pro e dei contro che ci sono a Siena, perché Ma io evidentemente tu devo da dire, a Siena, interno. sì, io a Siena la frequento spesso, ci vado spesso, non ci ho mai vissuto a Siena e quindi non ti so dire com'è viverci, ho vissuto a Firenze, però a Siena no. E quello che c'è a Siena è la custodia del fuoco, no? Cioè qualcuno diceva che tradizione è la custodia del fuoco, non l'adorazione delle ceneri. E c'è questa custodia del fuoco, ovvero la tradizione che è nel palio, no? Il palio è quello che permea poi quella che è la cultura di Siena, dei senesi Sì, perlomeno. e si sente molto, tra l'altro, E, si sente, è nell'aria, all'in- è un'alchimia che sta nell'aria. Io la sentivo addirittura, è assurdo, ma non è solo letteratura, secondo me non è nemmeno nella poesia, ci devi andare per sentirla. Io i primi giorni non la avvertivo, ma poi si avverte nell'immaginario collettivo. Sì, il palio, i cavalli, il fatto che i cavalli danno divertimento, io lo avverto, l'ho avvertito da subito e non è una cosa che mi è dispiaciuta. Cioè, io non so gli animalisti come si comportano, come immaginano, una volta l'ho detto anche in una diretta, ma secondo me è un qualcosa di spettacolare questo palio. Io ci vorrei andare un domani. La mia amica mi diceva, ma non lo so, quest'anno penso che è saltato. Quest'anno salta, è saltato quello di luglio e È salterà anche saltato quello di tu. agosto. La mia Sì, amica sì. mi diceva E di lo scorso anno organizzarci lo gli anni stesso. prossimi. Però comunque quello Eh, dura poco, il palio in sé. dici Sì, proprio la... Sì, penso Sì, una ma dura qualche mezz'oretta. minuto. Sono, se non sbaglio, 3 giri di Piazza del Campo. E quindi Quindi, quant'è il però, tempo? no, non lo so quanto è il tempo, però quello che è importante è quello che c'è prima, durante e dopo. È Sì, qualcosa tutta che dura la di prima. tradizione, la... Esatto, no, poi parlavi degli animalisti. È arrivato il gatto. Parlavi degli animalisti. Io ho avuto modo di intervistare il padrone di Fedora, che era una cavalla bellissima, bianca, che correva fino a qualche anno fa, ha vinto tantissimi pali, e mi raccontava che una volta che il cavallo finisce, diciamo, la sua carriera, diciamo così, poi viene proprio e dimora nelle pensioni apposte per i cavalli che hanno fatto il palio. Quindi è vero che purtroppo a volte succedono degli incidenti Ah, dove vengono, insomma, dei cavalli muoiono, questo è vero mm. e non ci si può fare poco, insomma, su questo. Però al tempo stesso il cavallo si rende conto di quella che è di quello che è il palio, di quella che è la competizione e lo vive almeno questo mi raccontava Hilda, ma io ci credo, insomma, mi pare di percepire almeno da estraneo, io non sono all'interno del palio, no, chi non è nato a Siena non fa parte in qualche modo delle contrarie, però io ho un grande, le vedo almeno, le osservo con trasporto. Ma tu ci sei stato al palio? L'hai vissuto? Io non ci sono mai stato al palio, l'ho sempre Non ci visto sei in mai televisione, non stato? sono mai stato, no, No, ahimè. ma com'è possibile? Per Non so esempio, io allo come fare. stadio non andrei. Ecco la mia stranezza. Io allo stadio non andrei. Non ci vado allo stadio, mi scoccio. Non lo so perché, non è che non avverto il calcio, magari per gli uomini è diverso il calcio, però a me lo stadio mi annoia, mentre vedere questi cavalli che corrono, secondo me, è qualcosa proprio che sta nell'anima. Sì, sta nell'anima soprattutto dei senesi, però comunque è una cosa che si percepisce, infatti non è visto soltanto dai senesi, ma c'è la diretta, viene visto in tutto il mondo, ecco, quindi credo sia il Posso palio, la farti una corsa dei cavalli più domanda un famosa. po' spigolosa e ostica? Forse anche un po' stupida, però quando sono tornata nel treno ho incontrato un signore che mi ha detto che le persone che vivono a Firenze vedono in malo modo quelli che vivono a Siena e viceversa, è così?
Secondo me è una cosa molto popolare. Beh, si È chiama un'idea popolare. campanilismo e in Toscana l'abbiamo forse inventato in Toscana, quindi è così. E c'è il Ah, sì. campanilismo. Beh, sì, nel senso il Io campanilismo non ci sono sono andata a Siena paesi per il semplice dell'altro. fatto che sono già stata a Siena. Io ne sono stata a Siena per un po' di giorni nel Beh, ora lontano 2011. Cioè, sono stata a Firenze nel 2011, quindi per questo non sono tornata a Firenze. Però non sapevo di questo, vabbè. no, vabbè, non è che allora Ehm, prima no, il quindi è inutile campanilismo che se prima ti si chiedo. traduceva in vere e proprie battaglie, eccetera, ora è qualcosa più Mm. di Vabbè, da base. diciamo, questo è anche la conseguenza della storia, se vogliamo, sono le conseguenze della storia. Sì. Quindi è inutile se ti chiedo se pensi che Siena sia la città più bella d'Italia o no. Ma per me non lo è, per me non lo è. Io poi non Secon- sono di Siena, ripeto, Secondo te, cioè, Siena finisce dove finiscono le mura, cioè fuori dalle mura di Siena è un altro posto, cioè, come dicevo prima, fai parte delle contrade se nasci in ti una sento contrada. disturbato? Tu mi riesci a sentire bene? Non mi senti? Ah, non lo so, a volte ti sento disturbato, però vediamo. Quindi, volendo un attimo concludere, per quanto riguarda invece i turisti, quindi approcciare a questa città e approcciare anche alla provincia, secondo te quali sono le zone anche nella Val d'Orcia, nella Val di Chiana, le zone di interesse turistico, ma mi senti perché ti vedo Io disturbato? ti sento e ti vedo bene. Di interesse turistico Sì. maggiore, per esempio a Chiusi, io sono stata a Chiusi, Chiusi tutta la zona del lago, ha due ristoranti, non ha più niente. Cioè, dal punto di vista, secondo me, proprio del turismo, mi diceva anche la mia amica che non è che è molto, molto sviluppato, cioè non c'è questa grande spesa per il turismo. Non so se sia uguale nei paesi limitrofi. Tu più puoi dire le situazioni come stanno, anche gli investimenti che si fanno sulla regione. Io ho vissuto Chiusi come città etrusca, che poi ho letto anche National Geographic, storica, per quanto riguarda proprio la storia degli Etruschi, ne aveva parlato. Ecco, io Chiusi l'ho trovata spettacolare. Spettacolare perché la storia che contiene veramente è veramente sorprendente, un po' come la rivista. Io sono ancora meravigliato, ho ancora la fascinazione di questa città, sono ancora innamorata, quindi quando la penso e penso a come sono stata lì, ritorno alle case che ho vissuto. E sì, in effetti la storia del territorio mi ha molto colpito perché per chi non è andato a visitare, per esempio, il Museo Etrusco, non è andato a visitare la città sotterranea e non ha vissuto questi posti, non si può capire l'energia. Io credevo che non potesse essere così bella perché io sono stata anche in Grecia, sono stata ad Atene, sono stata chiaramente a Pompea, a Arcolano, sono civiltà diverse, ma le rovine di questi etruschi secondo me erano dei simpaticoni, questo alfabeto tutto come questo alfabeto così caratteristico, così simpatico, le lettere degli etruschi le trovo veramente simpaticissime. Quindi ecco, anche dal punto di vista storico, io ho trovato chiusi per dire degna di importanza. Secondo te invece i poli turistici in queste zone quali sono? Sia per quanto riguarda le vacanze, sia per le vacanze più termali, più all'insegna del benessere, sia invece per quanto riguarda proprio la vacanza d'istruzione, il viaggio d'istruzione. Cioè, facci entrare in questo mondo, come se fossimo turisti che non conoscono proprio l'Italia. Allora, ci sono due Toscane, una è quella da cartolina con i cipressi, con i borghi sembrano disegnati su un quadro da un pittore, e la Toscana che in qualche modo ti immagini, quella che diciamo risiede nell'immaginario comune, cipressi, colline, verde, eccetera, che è un po'
rappresentata dalla Val d'Orcia, da paesi della Val d'Orcia, dai borghi che sono Pienza, che sono Montepulciano, che sono San Quirico d'Orcia, che sono Bagno Vignoni. E poi a fianco a questa Toscana, diciamo Felix, c'è una Toscana meno conosciuta, una Toscana che secondo me vale la pena di essere esplorata, di essere conosciuta perché riguarda borghi dove il turista arriva raramente, magari di passaggio, e sono Briciola. borghi Briciola! Vuole difendere il territorio. sono per Modo esempio suo, vicino alla... è un cane da guardia, lei. Vieni, Briciola, vieni qua. Eh. No, Comunque per esempio, diceva? vicino alla Val d'Orcia c'è Radicofani, che è un posto bellissimo, è conosciutissimo ovviamente, però meno rispetto a Pienza, rispetto a Montepulciano, rispetto a Bagni Minori, rispetto andando più a nord, alla stessa Siena, a San Gimignano, rispetto a quelle che sono le mete del turista, le mete obbligate in Toscana. C'è una Toscana segreta, diciamo così, che riguarda, ho detto Radicofani, ma anche il Montamiata, diciamo che non è conosciuto come la Val d'Orcia, però vale la pena visitarlo, perché insomma ci sono tanti borghi, e borghi in un certo senso più autentici, nel senso che sono rimasti uguali a come erano secoli fa, mentre le Pienza, ad esempio, no, beh, Pienza ora non so se è l'esempio più calzante, però San Quirico d'Orcia è stupenda, è un posto bellissimo, il centro storico è stato un po' rimodernizzato dal mio punto di vista, cioè si vedono dei colori nuovi, eccetera, molto molto bello, non voglio parlare. Mentre i centri storici della Miata sono rimasti per esempio in pietra, e quindi sono, dico della Miata perché parlo da qui in Montamiata, insomma, però ci sono parallelamente alle grandi mete ci sono anche dei posti, insomma, che vale la pena esplorare. E, Invece insomma, per quanto riguarda le due tipologie di turismo, i poli, cioè ecco, se io sono turista, voglio andare in Toscana, dirigimi, dove devo andare per prima? Io ho avuto la fortuna beh, se di sei, insegnare, quindi a me mi è stato imposto. Non sono stata turista, cioè sono in luoghi che ho vissuto, però ecco, da turisti, Se sei interessato all'arte, ovviamente, vabbè, Firenze va vista per forza, non ci piove, Firenze è una delle città appunto più belle del mondo. L'arte che c'è a Firenze, che si respira anche semplicemente passeggiando dal Duomo in via dei Cerretani, non so che è una... insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, insomma. Firenze dovunque vai è stupenda, non c'è un angolo che non ti rimanda, che non ti evochi, insomma, arte, bellezza e voglia di vivere. Firenze va vista, poi ovviamente Siena anche, Siena è comunque un gioiello per la incredibile, insomma, da provincia, scoprire, Piazza a del parte Campo. le La città. provincia, la Miato ho già parlato, la Maremma è un luogo che onestamente ha meno storia, no? È meno rispetto a Siena, rispetto a Firenze. Ci sono stati gli Etruschi, ma dagli Etruschi all'epoca moderna, ma non è che ha vissuto questa grande storia. Cioè, però la Maremma rimane un posto incredibile da visitare. Io amo Mm. profondamente la Maremma. E ci sono dei castelli, ci sono dei palazzi, ci sono dei palazzi dove andavano signori in villeggiatura, insomma, e ogni angolo di Maremma è qualcosa da scoprire, da visitare, è fantastico. Tra l'altro Quindi ci sono... non ci sono proprio delle città in cui tu faresti, tu indicheresti ai turisti. In Ma generale, la assolutamente sì. Maremma. No, la stessa cosa ieri. No, io voglio sapere proprio i nomi, due o tre nomi da visitare Grosseto, per no, non far... Grosseto è sottovalutatissima, nel senso che però è fantastica, è una città dove vince il razionalismo, dove ci sono è stata sviluppata a livello di piani urbanistici in modo razionale, non c'entra poco o niente con il resto della Toscana, ma è una città fantastica, ci sono dei piccoli quartieri, delle piccole vie di Grosseto, che sono a Carezzo, Arezzo, a Carezzo, tra vabbè. l'altro, Carezzo è bellissima. No, vabbè, la Toscana, io sono di parte, la Toscana è ovunque, non c'è un posto della Vabbè, io Toscana che non direi vada. Abbadia San Salvatore, Abbadia San Beh, quello Salvatore che chiusi perché già ci sono stata. è facile. Ah? Ma la stessa chiusa è stupenda, cioè, è tutta bella, dove vai, Sì, se chiusi dovessi veramente indicare, bene. ma non voglio essere scontato, quindi Grosseto per prima, no vabbè, Firenze ovviamente, poi Grosseto, ma anche la costa, dai, c'è un mare, sai, si può Insomma, girare la c'è Toscana e tanto da mettere... visitare, quindi io la prossima volta che andrò
Io se avessi soldi, ma soldi facili adesso, comprerei una casa in Toscana. Dove? Veramente. Comprerei, non lo so, ma comprerei una casa in Toscana. Sì, abbiamo raggiunto il limite del nostro spazio che ci siamo dedicati e sì, ci sono case, ci sono territori che ci fanno essere in un sogno. Questo non è uno slogan, ma è la pura verità. Io personalmente, per quanto valga, io ho vissuto un sogno. Ho vissuto un sogno, la Abbadia San Salvatore è una terra alchemica, senza ombra di dubbio. E sì, si trovano delle verità in Toscana e in questi paesi così pulite, così degne di conoscere, cioè ci sono esperienze, io sono tornata diversa. Senza questa esperienza della Toscana, senza aver respirato la Toscana, io non sarei stata la stessa. Io mi sento cambiata da questi territori. Sì, le case, ma sono soprattutto i territori, le anime, le persone che ti cambiano, ti formano e sono le esperienze che ti regala un posto a farti maturare, evolvere, crescere. Quindi io volevo condividere sinceramente anche con gli altri che vedranno la diretta poi e la passerò anche su YouTube, quello che tu fai anche per il territorio, perché parliamoci chiaro, è un impegno non indifferente, cioè la rivista, ripeto, è questa rivista ed è del tutto gratuita e non è solo pubblicità, le pagine hanno delle pubblicità, ma è soprattutto una rivista culturale che a me piace tantissimo e per questa ragione ho intervistato Giori con piacere. Ti ringrazio Giori, a Grazie mille, risentirci, grazie poi, mille. poi magari in futuro parleremo della tua attività di giornalista, leggeremo qualche articolo che mi passerai o parleremo dei libri perché tu hai scritto anche dei libri. Va bene, Mm. buona serata, Grazie mille. ciao. Ciao, grazie.